Amici della Sardegna, amici dei Custodi della Memoria, entro oggi nelle vostre vite così, d'impatto, con questa meraviglia archeologica che in tanti forse avranno già riconosciuto, altrimenti ve lo dico io. Siamo al cospetto del gigante Ruiu, il nuraghe Ruiu sito in territorio di Torralba. Questo nuraghe è straordinario, questo nuraghe è bellissimo, questo nuraghe è di basalto, è enorme. Alle mie spalle, adesso io giro, c'è la ferrovia che da Mores porta a Torralba, quindi non siamo molto lontano dal Sassarese. Il nuraghe Ruiu in basalto è clamoroso. Io sono molto commosso, io sono molto emozionato. Anche se sono infortunato, anche se ho dei problemi fisici, piano piano, senza fare grossi sforzi, io mi accingo a salire al cospetto di questa meraviglia archeologica che è impeccabile, ragazzi, di un basalto rosso clamoroso, clamoroso. La prima curiosità è che io in questo momento non sto entrando nella camera principale, ma sto entrando nella camera secondaria, nel secondo piano, attraverso il finestrino. Guardate la meraviglia di questa struttura poderosa. Poderosa! Probabilmente sarò affaticato, probabilmente ripeterò 100.000 volte la stessa cosa, non mi verranno le parole. Ragazzi, abbiate pazienza. Abbiate pazienza, è una battuta, lo diceva il mio ex allenatore di calcio. Abbiate pazienza, ragazzi. Allora, alla mia sinistra, questa era la scala che portava poi alla sommità del nuraghe, mentre invece questa a destra è ancora la scala che percorreremo insieme fino all'atollo centrale, al mastio centrale. Per adesso vi faccio vedere l'ingresso alla camera secondaria, che è famosa praticamente perché qui avviene nei giorni prima, durante il solstizio e qualche giorno dopo, il fenomeno della luce solstiziale, che praticamente sta per iniziare. Non so se è voluto o meno, non so se questo nuraghe fosse costruito per dimostrare qualcosa, ma ad ogni modo qua ci troviamo al cospetto di un qualcosa di straordinario. Nicchia centrale già illuminata, nicchia a sinistra sono fuori. Eccole qua, che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Guardate la cupola, guardate la tolos di questa straordinaria struttura archeologica che adesso noi percorreremo alla nostra sinistra, quindi alla destra del nuraghe, in discesa, cioè proveremo a scendere nella camera principale. Io purtroppo oggi per voi non posso farlo. Sto praticamente ridiscendendo le scale per andare poi nella camera centrale, nel primo piano. Nel primo piano devo fare appunto piano. Eccoci qua, clamoroso, ragazzi. Non ci sono segni recenti di passaggio di amici, di appassionati. Purtroppo questo nuraghe qua, ragazzi, io ve lo dico così, è solo soletto, Io molte volte in macchina schiaccio un po' l'acceleratore perché ho paura di arrivare in ritardo, ho paura che ci sia gente, ma quando mai? Qua non c'è nessuno, ragazzi, forse qualche cinghiale, qualche gatto selvatico. Allora io sto arrivando tramite la scala ecolidale, eccolo qua, un bellissimo architrave che poi era l'accesso appunto alla scala al contrario per salire al secondo piano, e lì quello che io sto illuminando è praticamente l'ingresso del nuraghe, l'ingresso alla camera centrale. Proveremo a entrare, io non posso farlo oggi per voi, ve l'ho detto, non sto bene fisicamente. Clamoroso, clamoroso. Ora ripercorriamo, quindi adesso stiamo salendo dalla camera centrale e stiamo andando al primo piano come si dovrebbe fare in tutti i nuraghi, vedete? Quindi verosimilmente la scala era a sinistra in questo caso, perché in alcuni casi ricordiamoci che ha la scala a destra. I filari sono straordinari, sono strepitosi, sono fatti con una maestria da far paura, da far paura. Probabilmente il video durerà un pochino, o forse no, vediamo, perché adesso io sono arrivato di nuovo al corridoio e praticamente salgo su attraverso i gradini che purtroppo non ci sono più. Sto salendo praticamente alla sommità del nuraghe,
Nuraghe e Ruju in territorio di Torralba. Questo posto è straordinario, questo posto è la palingenesi dell'anima, ragazzi. Io lo dico sempre perché c'è una come si dice, una serenità atavica in questi luoghi, niente di ovviamente scientificamente provato, sono solamente sensazioni che chi ha l'animo recettivo recepisce, appunto. Eccolo qui, io sono sulla sommità del Nuraghe, ho finito questo piccolo reportage che probabilmente completerò con le foto e il video di quello che succederà tra poco. Ok? Sono emozionato, ragazzi, sono emozionato. Guardate qua, a dimostrazione della complessità del Nuraghe, una torre nel lato sud-est. È clamoroso, ragazzi, clamoroso. La ferrovia, come vi ho detto, quella che da More porta a Torralba. Incredibile, ragazzi, incredibile. Ora sì, dai, ci metto anche la faccia. Ragazzi, che dire, questo posto è straordinario. Ci vediamo alla prossima.